Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Nuova sparatoria a Palermo, gambizzato un uomo, il ferito si è presentato da solo in ospedale. Anche un attivista di Belpasso tra gli equipaggi della flottiglia diretta a Gaza intercettati dalle forze israeliane. Ieri presidi di solidarietà anche in Sicilia. Errori umani e non solo la tempesta dietro il naufragio del Beisan, il veliero affondato 2 anni fa a Porticello, lo dicono i periti incaricati dalla Procura di Termini Imerese. Resta in carcere la coppia accusata di aver ucciso e poi abbandonato il cadavere di Giuseppe Florio, il pensionato di Trappitello. Torna in libertà l'altra donna che li avrebbe aiutati ad occultare il cadavere. Farmaco salvavita introvabile in tutta la provincia di Ragusa e non solo, la battaglia di una madre per il suo bambino. Boutique del falso in un appartamento di San Cristoforo. La Guardia di Finanza di Catania interrompe in diretta Instagram la vendita. Calcio in casa Catania, occhi puntati sull'infermeria. Toscano spera di recuperare per l'esordio negli spareggi promozione gli infortunati. Alle 15 Palermo in campo al Barbera contro il Catanzaro, ampio turnover da parte dei due allenatori, sia i rosanero che i calabresi hanno ormai consolidato le proprie posizioni in classifica. Buongiorno e buon 1° maggio a tutti. C'è stata una nuova sparatoria a Palermo, questa volta in via Montalbo. Un uomo è stato ferito ad una gamba, l'episodio forse legato ad un altro fatto di sangue avvenuto nelle ore precedenti. Tonino De Mana. E ancora un giallo, la sparatoria avvenuta ieri pomeriggio a Palermo con un uomo di 37 anni, Danilo Dignoti, che si è presentato spontaneamente al pronto soccorso dell'ospedale civico con una ferita d'arma da fuoco alla coscia. Il grave fatto di sangue si è verificato davanti ad una macelleria in via Montalbo nella zona dei cantieri navali. Non è in gravi condizioni. Per ricostruire la dinamica, gli uomini della squadra mobile e quelli della scientifica hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e in particolare quelle piazzate davanti ai negozi di via Montalbo. Ho sentito 3 colpi di pistola, sembravano botti di Capodanno, ha riferito una donna che abita nel quartiere. Secondo i primi accertamenti, la sparatoria sarebbe collegata ad un altro episodio violento accaduto la notte precedente, poco distante in via Don Minzoni, dove sono stati esplosi 30 colpi d'arma da fuoco contro alcune abitazioni ed un'auto. Sempre la scorsa notte, ma non ci sarebbe alcun nesso con gli altri 2 fatti, colpi d'arma da fuoco sono stati sparati allo Zen 2 nella zona di via Pensabene contro un'auto parcheggiata. E parliamo della nuova missione della Global Sumud Flottiglia. Gli attivisti sono stati fatti sbarcare in Grecia, saranno anzi fatti sbarcare nelle prossime ore dopo il blocco e l'assalto da parte delle motovedette israeliane. Intanto in tutta Italia ci sono stati sit-in e presidi di solidarietà. Sentiamo Orazio Longo. Presidi di protesta e di solidarietà anche in Sicilia per la Global Sumud Flottiglia, la missione umanitaria intercettata dalle motovedette israeliane a ovest di Creta, in acque internazionali a più di 900 km da Gaza. A Catania, mobilitazione in piazza Stesicolo. Pensavamo che potessero non sconfinare sulle acque internazionali e andare a fare quello che è stato un vero e proprio assalto da pirata, che ha visto il sequestro di 175 attivisti partiti dalle nostre coste pochi giorni fa. Ora siamo qua, come in tutta Italia, tutte le piazze d'Italia hanno un presidio per dare solidarietà, per chiedere al governo italiano che interrompa ogni accordo col governo israeliano, che ritiri l'ambasciatore da Israele e che faccia un passo avanti. Non basta quello che ha detto la Meloni, non basta dire non ci piace quello che ha fatto Israele, bisogna agire. Sono 22 le imbarcazioni sequestrate, 175 gli attivisti, 22 italiani, tra cui anche un ragazzo siciliano di Belpasso, Dario Alfredo Chiantello. Quanto accaduto rappresenta l'ennesimo atto di violazione del diritto internazionale, dicono la CGIL, l'Arci, le Aquile e l'Ampi. Il governo ha condannato l'azione israeliana e ha chiesto l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati. Il Ministero degli Esteri israeliano ha comunicato che le persone trasferite dalle imbarcazioni della flottiglia saranno fatte sbarcare in Grecia nelle prossime ore. L'affondamento e il naufragio del Beisan. L'affondamento, questo disastro avvenuto 2 anni fa a Porticello, non è stato solo colpa della tempesta, lo dicono i periti incaricati dalla Procura di Termini Imerese. Sentiamo Desiree Ferlito. Non fu una tempesta a far affondare il Beisan, non un uragano, ma un errore umano.
La notte del 19 agosto del 2024 a Porticello non si scatenò un evento meteo estremo. Secondo le ultime anticipazioni della consulenza richiesta dalla Procura di Termini Imerese, si trattò di un semplice groppo meteorologico, un improvviso rinforzo del vento tipico dei temporali, ma non tale da rendere inevitabile il naufragio. Una conclusione netta: lo yacht poteva essere governato. Si allontana così definitivamente l'ipotesi di condizioni climatiche eccezionali e incontrollabili. Per gli investigatori a causare la tragedia sarebbe stato soprattutto una catena di errori umani, sottovalutazioni, scelte tecniche sbagliate e comportamenti non adeguati dell'equipaggio. Nel naufragio persero la vita il magnate inglese Mike Lynch, proprietario del Bayesen, la figlia Hannah, il cuoco di bordo Re Carlo Thomas, i coniugi Jonathan e Giusy Blummer e Chris e Neda Morvillo. A 1 anno e 8 mesi dall'avvio delle indagini, il quadro si fa sempre più chiaro. I periti hanno analizzato la struttura del veliero, simulato l'ingresso dell'acqua e studiato le possibili vie di allagamento. Sotto esame anche i tempi di reazione dell'imbarcazione dell'equipaggio, mentre saranno fondamentali i dati degli hard disk recuperati dal ponte di comando e dalla sala macchine, presta al vaglio degli esperti. Tra gli elementi più delicati la posizione dello yacht al momento delle raffiche. Il Bayesen sarebbe stato colpito di lato, con la prua non correttamente orientata. E ancora, il ruolo della chiglia retrattile, se alzata avrebbe ridotto drasticamente la stabilità dello scafo, impedendogli di rialzarsi. Una tragedia che secondo gli inquirenti forse si poteva evitare. Resta in carcere la coppia accusata di aver ucciso a Taormina il pensionato di 66 anni Giuseppe Florio, poi di averlo avvolto con delle lenzuola e dei sacchi di plastica per abbandonare il cadavere nelle campagne di Castiglione di Sicilia. Il GIP di Messina ha convalidato il fermo di Giuseppa Carmela Bianchino e di Gaetano Urfalino con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. È stata invece liberata la donna originaria di Sesto San Giovanni, indagata solo per occultamento di cadavere. Farmaco salvavita introvabile in tutta la provincia di Ragusa e non solo, la battaglia di una madre per salvare il suo bambino. Veronica Barbarino. In provincia di Ragusa nel 2026 c'è un bambino di 3 anni che rischia di restare senza cura, non per una diagnosi senza soluzione, ma per l'assenza di un medicinale essenziale. È la storia di Mario, nome di fantasia, e della battaglia quotidiana della sua famiglia. Da 2 anni il mio bambino soffre di crisi epilettiche, lui è un farmaco resistente causate da un tumore cerebrale. Lo scorso febbraio è stato sottoposto a un intervento che è durato 10 ore all'ospedale Casilini di Genova, ma nonostante l'operazione il controllo delle crisi è molto fondamentale. Da tempo stiamo riscontrando enormi problemi a reperire il suo farmaco salvavita, che è il Tegretol sciroppo. Del farmaco in sciroppo, non sostituibile e difficile da spedire perché non può subire sbalzi di temperatura, grazie a una staffetta organizzata dal Comitato Civico Articolo 32, in tutta la provincia oggi sono state trovate 2 bottigliette, ma il problema permane. Vorrei capire come può essere, come un farmaco così importante, non riuscire a reperirlo. E vorrei che fosse fatta chiarezza per me e per tante mamme che soffrono con l'incubo che domani il bambino non può fare la terapia e con una crisi possa andare all'altro mondo. Senza questo farmaco il piccolo Mario rischia gravi crisi. Necessita quindi una continuità terapeutica e, come lui, tanti altri affetti dalla stessa patologia. Simona Cina sarebbe annegata dopo un malore provocato probabilmente dall'assunzione di alcol. A 9 mesi dalla tragedia va verso l'archiviazione l'indagine della Procura di Termini Imerese sulla 20enne pallavolista di Capaci, morta in piscina a Bagaria il 2 agosto scorso durante una festa di laurea. Gli esami tossicologici hanno evidenziato che la giovane non aveva assunto stupefacenti ma aveva un alto tasso alcolemico nel sangue. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Gli specialisti ne sono convinti. Simona era un atleta, conduceva una vita sana, non era abituata a bere alcolici e questo, secondo i medici, potrebbe avere amplificato l'effetto dell'alcol causandole un malore mentre era in acqua. E adesso vi mostriamo le immagini di una vendita di merce contraffatta su Instagram. Instagram è bloccata in diretta dalla Guardia di Finanza. Denunciate 2 persone. Manuela Corsi. Vedete che bello?
Guardia di Finanza! Guardia di Finanza, signora. Buongiorno. Alla fine la vendita non è andata bene neanche su Instagram per questa coppia di titolari di merce contraffatta. La Guardia di Finanza di Catania ha fatto irruzione nel locale adibito a Boutique del Falso e bloccato la diretta, mentre una donna bionda cercava di fare affari mostrando al pubblico un completo con top e pantalone abbinato. Siamo pochi perché noi di solito la facciamo su TikTok, però la bloccano su TikTok ogni volta, quindi sto cercando di far salire le persone qua su Instagram e farla qua per evitare che la bloccano, la segnalano. I gestori del profilo social, come ammesso dalla stessa venditrice, avevano lasciato TikTok per evitare segnalazioni preferendo il più sicuro Instagram, ma non sono sfuggiti ugualmente alle fiamme gialle che li hanno individuati e hanno localizzato il magazzino situato in un cortile nel quartiere catanese di San Cristoforo. All'interno c'era un vasto campionario di prodotti delle migliori Griff, ovviamente contraffatti, oltre 1200 prodotti tra borse, abiti, scarpe, cinture, portafogli e altri accessori a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato, sequestrati dai finanzieri. Gli articoli presentavano caratteristiche molto simili agli originali, materiali curati, etichette, confezioni e perfino QR code stampati sulle scatole, nel tentativo di rendere più credibile la provenienza e l'originalità dei prodotti. In alcuni casi era presente anche una garanzia del venditore. I due titolari della boutique del Falso online sono stati denunciati per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Sono stati consegnati i progetti di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori che sorgeranno, uno a Palermo e l'altro a Catania, passaggio decisivo per il nuovo piano regionale dei rifiuti. Adesso si dovranno ottenere dai numerosi uffici coinvolti l'autorizzazione ambientale comprensiva della VIA, la valutazione di impatto ambientale e numerosi pareri e nulla osta richiesti. Al termine, entro la fine dell'anno, è prevista la pubblicazione da parte di Invitalia delle due gare per la realizzazione degli impianti. La loro costruzione durerà circa 18 mesi. L'obiettivo della Regione è rendere operativo entro il 2028 l'intero nuovo sistema del ciclo integrato dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre il conferimento in discarica al 10%. E c'è una notizia dell'ultima ora: un mezzo per la pulizia stradale è stato inghiottito da una voragine che si è aperta improvvisamente lungo il viale delle Sirene, uno dei tratti più frequentati del lungomare a Trapani. Secondo una prima ricostruzione, il cedimento dell'asfalto si è verificato in pochi istanti, sorprendendo l'operatore che era alla guida del veicolo. Non si registrano feriti, ma la scena, con il mezzo parzialmente sprofondato, ha suscitato preoccupazione. L'episodio è avvenuto in una zona centrale della città, affacciata sul mare e frequentata sia da residenti che turisti. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Dicevamo poco fa del crollo in viale delle Sirene a Trapani, dove è sprofondato un mezzo delle pulizie. Fortunatamente non ci sono feriti. Situazione di crolli anche ad Agrigento, nel centro storico, dove da tempo la via Saponara è chiusa. I residenti sono esasperati. Da 6 mesi le famiglie sono fuori casa per il rischio crollo di un immobile abbandonato. Il servizio. Via Saponara, ostaggio della paura. Nel cuore del centro storico di Agrigento, da 6 mesi, famiglie fuori casa e attività chiuse per il rischio crollo di un immobile abbandonato. E nelle ultime ore la beffa, strada prima parzialmente chiusa, poi completamente interdetta, con una recinzione sia in salita che in discesa dall'alto. Ci è stato chiesto di uscire da casa, di prendere le nostre cose, e poi è arrivata il 19 novembre, giusto il 19 novembre, questa benedetta ordinanza, e quindi già sono quasi 8 mesi che noi non possiamo ritornare in casa. C'è gente che chiaramente ha investito con B&B, mutuo, quindi tasse da pagare, si ritrova senza lavoro, e questo è il disagio. Chiediamo sicuramente non dico un risarcimento immediato, ma almeno la possibilità di poter rientrare nelle nostre case e di poter riaprire per poter pagare anche tutti
tutti i problemi e i debiti che ci stanno creando l'amministrazione comunale. Una decisione che ha fatto esplodere la protesta del quartiere insieme al comitato cittadino. Dopo le richieste di chiarimenti al comune e un sopralluogo con il sindaco, l'area è stata messa in sicurezza con l'installazione di transenne, ma l'emergenza resta. Stiamo cercando di uscire fuori da questa impasse e risolvere il problema, permettere alla gente di ritornare a casa, eliminare tutti i problemi che si potrebbero creare dal crollo immediato o non immediato di questo palazzo, e speriamo che qualcuno corra in soccorso agli abitanti di via Saponara. Il nodo è sempre lo stesso, intervenire subito sullo stabile, i proprietari o in alternativa il comune in danno, una vicenda che si trascina dal 2010 e che oggi lascia un intero quartiere sospeso tra rabbia e incertezza. Il 44% dei ragazzi ha bisogno di supporto psicologico, e quanto emerge dal dossier Fragili Voci, un'indagine su 1000 giovani pubblicata dall'associazione Meter di Dondinoto. Francesco Aloi. Il 44% dei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni ha bisogno di essere ascoltato. Il dato emerge da una ricerca dell'associazione Meter su un campione di oltre 1000 studenti. La maggior parte delle volte l'insegnante diventa un punto di riferimento. L'insegnante, la scuola può diventare e diventa comunque un luogo necessario, principale per il primo contatto, per la prima confidenza, per la prima possibilità di poter uscire fuori da una situazione di sofferenza o di disagio. Su 110 casi seguiti da Meter nell'ultimo anno, il 32% riguarda gli abusi, quasi sempre sessuali. C'è chi riesce a raccontare tutto subito dopo e chi invece tiene tutto dentro. Non è semplice raccontare un abuso, spesso noi diciamo rendere dicibile l'indicibile è proprio faticoso. Avviene un tradimento spesso della fiducia nella relazione. Il grido di aiuto parte dalla famiglia, parte dal bambino nei confronti del padre e della madre, e allora avere questa capacità nel superamento anche emotivo, nell'affrontare il problema, credo che ne valga la pena. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo con la pagina sportiva. Il Catania lavora in sede prima della partenza per il ritiro di Veronella e l'obiettivo del tecnico toscano è quello di recuperare più giocatori possibile e migliorare la condizione fisica di chi oggi è indietro. Francesco Triolo. L'attenzione in casa Catania è alta soprattutto guardando all'infermeria, è lì che si concentra in questi giorni la preoccupazione e l'interesse maggiore di Mimmo Toscano e del suo staff. Le 3 settimane di preparazione prima dell'esordio nei playoff serviranno a perfezionare le condizioni di forma della squadra, in particolare di elementi come Cicerelli, che è tornato a fine marzo dopo una lunga assenza e deve recuperare il ritmo, ma anche degli infortunati. Se Donnarumma e Miceli non preoccupano più di tanto, sono stati tenuti ai box a Caravaggio contro l'Atalanta solo in via precauzionale. Il pensiero va soprattutto a Casasola, che dovrebbe rientrare nella sfida di ritorno dei quarti di finale. Tempi più lunghi per Corbari, atteso in campo per le eventuali semifinali, così come Rolfini in fase di lenta ripresa. Da valutare poi c'è Lunetta alle prese con un fastidio agli adduttori. C'è tempo, considerato che il Catania da secondo in classifica comincerà la sua corsa nel secondo turno della fase nazionale. Andata il 17 maggio in trasferta, il ritorno il 20 maggio al Massimino. L'avversario è da individuare tramite sorteggio. Da testa di serie la formazione di Toscano non potrà affrontare le seconde classificate degli altri gironi, Brescia ed Ascoli. Nella migliore terza il Ravenna, se supererà il primo turno, in alternativa Salernitana e Renate. Per staccare il pass per le semifinali basteranno 2 pareggi o una vittoria e una sconfitta con uguale differenza reti. Il sorteggio si terrà il 14 maggio, ovvero il giorno dopo la conclusione del primo turno della fase nazionale, quando il Catania conoscerà il suo avversario. Non solo, in quell'occasione verrà delineato il tabellone delle Final Four con semifinali e finali, dove non ci saranno più teste di serie. Alle 15 Palermo in campo al Barbera contro il Catanzaro, ampio turnover da parte dei 2 allenatori, sia i rosanero che i calabresi hanno ormai consolidato le proprie posizioni in classifica. Marco Gullà.
Per la classifica conta poco, ma sicuramente la sfida di oggi del Barbera rappresenta un primo step verso i playoff. Palermo e Catanzaro infatti non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma sia Inzaghi che Aquilani faranno le prove generali in vista degli spareggi. E chissà se proprio Palermo e Catanzaro non torneranno a sfidarsi in semifinale playoff. Alla vigilia del match non ha parlato Pippo Inzaghi a causa di una raucedine. Ha preso la parola il vice Maurizio D'Angelo. Il mister è stato molto chiaro con la squadra. Non vuole nessuna gestione di queste gare, anche perché la gestione ci porta ad arrivare ai playoff non nel modo ideale. Chi giocherà domani saranno chi ci darà la maggiore garanzie per fare una grande prestazione. Noi abbiamo voglia di terminare questo campionato davanti ai nostri tifosi, che saranno più di 26.000 anche domani, e quindi siamo consci delle responsabilità che abbiamo davanti a queste dimostrazioni di affetto. Ampio turnover per oggi, il Palermo potrebbe scendere in campo così, con Joronen tra i pali, Magnani, Bani e Veroli in difesa, Pirozzi, Giovane, Ranocchia e Rui Modesto a centrocampo, Giasi e Jonsen sulla tre quarti, alle spalle di Poyampalo, che poi potrebbe rifiatare la prossima settimana. Si va verso i 30.000 spettatori, fischio d'inizio alle 15. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata del 1° maggio.